Torio è stato ritrovato in ben 13 salme delle 15 fatte riesumare dalla procura. Sono soprattutto pastori, morti negli ultimi anni, ma tra i corpi analizzati c'è anche la figlia di Dante. Lei è morta per torio, c'è quella sostanza bestiale, diciamo così. E poi... Cioè, hanno trovato una percentuale di torio? È morta per quello, la leucemia è avvenuta per quello, capito? Non è che sia così per caso, perché mia figlia non lavorava nella base, il marito era figlio di un pastore, avevano ville sopra il monte dove c'è il castello di Quirra, no? Quando facevano le esercitazioni sparavano proprio da quelle parti lì, capito? Andavano sempre lì. Qui a San Vito non è solo il caso di sua figlia, ci sono stati altri casi. Esatto, sì, c'è anche un altro che hanno riesumato, capito? Un certo Corda, capito? Sempre legato a... Sempre legato lì. Sempre legato a Quirra. Era cognato di mia figlia questo. Ma anche suo nipote poi adesso è... E mio nipote erano sempre lì a giocare, puoi capire, no? Mio nipotino. Anche lui ha avuto dei problemi. Problemi, ha avuto la leucemia. Dante è preoccupato che di fronte a tanti generali non venga fatta giustizia. Talmente tanta la legna al fuoco che prima o poi prenderanno un po' d'acqua e cercheranno di spegnerla. Questo è il mio, ritengo quello che sarà e vedremo, il tempo ci darà ragione.